io ho bisogno alla sera di essere coccolato, amato, perché Dante disse è l'amore che muove tutte le cose e Gentilini ha mosso l'amore di Maria e ha mosso l'amore di tanta gente, perché tanta gente si è congratulata con me. Felice per il grande passo, è lui stesso a rivelare il retroscena di questa sua nuova avventura. Lo sceriffo Giancarlo Gentilini, stavolta in veste di quasi sposo, annuncia ai nostri microfoni la data dei suoi imminenti fiori d'arancio. È il giorno 26, posso dire, 26, vedremo dove andrò. E di anticipazione in anticipazione lo stupore nell'apprendere che non sarà nella sua Treviso né forse il suo Veneto a siglare questo nuovo idillio d'amore. Fuori provincia, fuori provincia, fuori provincia. Fuori provincia, fuori Veneto. No, fuori del Veneto forse anche. Maria Assunta Pace, la futura sposa, originaria di Potenza, vive a Treviso da tempo immemore e c'è chi giura che dopo il Vangelo secondo Gentilini la location potrebbe proprio essere Roma. La soluzione a chi scioglierà il criptico rebus. Sarò a Treviso, certamente. Sposato da un sindaco leghista. Ecco, sì, la Lega del 1994 che ha segnato la storia mia continuerà a segnarla. Bouquet in mano il leone ruggisce ancora e canta per la sua presto sposa. Parlami d'amore, Mariù, tutta la mia vita sei tu. Questa è la canzone dedicata a Maria.